paura all'ora di pranzo nel quartiere Guizza a Padova. Rapinatore sfonda la vetrina dell'ufficio postale con un'auto e deruba i dipendenti, poi la fuga in scooter. Autonomia in attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, le reazioni di segno opposto della politica veneta e l'incertezza sul futuro del referendum abrogativo. Fondaco dei tedeschi, lunedì assemblea dei lavoratori e i primi tavoli per trovare un accordo, ma dalla società DFS al momento non c'è alcuna apertura. L'appello di sindacati e politica al governo. Stop a turisti israeliani, l'Istituto Friedman di Roma presenta un esposto in procura a Belluno per discriminazione razziale contro l'albergatore di Selva di Cadore. Il sindaco prende le distanze, in queste ore però arrivano le scuse dell'uomo. Volantinaggio di un gruppo di giovani di destra in Liceo di Vicenza, gli insegnanti cacciano il gruppo, interviene il consigliere regionale Gio Formaggio, tensione davanti all'istituto. Oltre 300 studenti scesi in protesta questa mattina contro i tagli del governo. A Padova il corteo partito dalla stazione è arrivato al portello. Il film sulla vita del fondatore di Banca Mediolanum proiettato all'istituto Riccati Luzzati di Treviso, dove l'imprenditore studiò per 5 anni l'emozione della moglie e della figlia di Ennio Doris. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto si apre dunque con la cronaca e con l'assalto lampo questa mattina, nella tarda mattinata, all'ora di pranzo, al quartiere Guizza a Padova. Un assalto davvero lampo che ha lasciato sotto shock i residenti e i presenti. Parliamo dell'ufficio postale della zona. Sentite. Cose che succedono tutto un minuto, guarda, senza neanche aspettarsela. Una rapinolampo, la vetrata sfondata con un'auto rubata pochi minuti prima, poi l'assalto all'ufficio postale. Un rapinatore solitario è entrato in azione in pieno giorno verso le 12:30 nel quartiere Guizza a Padova. Dopo essere sceso dall'auto usata come un ariete, coperto in volto con un casco e senza armi, il bandito si è diretto verso la cassaforte che però era chiusa a quel punto. Prima di allontanarsi si è fatto consegnare il portafoglio da uno dei dipendenti. Nei momenti di terrore all'interno dell'ufficio postale c'erano anche 4 clienti che hanno assistito pietrificati alla scena. Il rapinatore è poi scappato in sella ad un motorino parcheggiato poco lontano. Sul posto la polizia per i rilievi. L'auto, usata come un ariete, una vecchia Fiat Uno, è stata rubata ad un uomo che ha scoperto il tutto vedendo il trambusto della polizia. Sì, la vettura è mia. Gliel'hanno portato via? L'hanno prelevata, l'hanno rubato e poi hanno fatto... Per tutto il pomeriggio l'ufficio postale è rimasto chiuso. I poliziotti hanno sentito i testimoni, danni ingenti alla struttura, con la vetrata completamente distrutta. Ora il timore è che l'ufficio rimanga chiuso per un lungo periodo, come avvenne in passato quando alcuni malviventi fecero esplodere lo sportello bancomat. Perché non volevano più aprirla? E adesso sarà lo stesso problema. Abbiamo fatto mettere nuovamente il bancomat, che il bancomat non c'era. Si lavora sempre inutilmente comunque. Qua finché il sindaco che va ben tutto non fa protezione di più che è, penso. Adesso l'autonomia con la politica veneta che continua a dividersi dopo la sentenza della consulta, ma adesso c'è un altro nodo, quello sul referendum abrogativo. Autonomia sì, ma non come stabilito dalla legge Calderoli. La sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati da Campania, Sardegna, Puglia e Toscana apre nuovi scenari, perché se il testo nel suo complesso non è incostituzionale, ci sono degli aspetti, 7, che presentano profili di incostituzionalità e in attesa delle motivazioni della sentenza la politica si spacca. Una bocciatura degli aspetti chiavi della legge secondo il centro-sinistra, una promozione con alcuni correttivi per il centrodestra. La Lega fa buon viso ad un gioco dall'esito ancora incerto. Il percorso dell'autonomia continua, ci saranno dei correttivi da fare sulla legge quadro, in Parlamento verrà fatto, quindi questa polemica un po' strumentale che fa oggi qualche esponente dell'opposizione è assolutamente fuori luogo. Peraltro l'unico risultato concreto di questa sentenza pare che sia che il referendum viene cassato. Zaia ribadisce che si continua a lavorare per quella che per il Carroccio è la madre di tutte le riforme. Dico, 1, che siamo sulla buona strada per l'autonomia, non è stata per nulla cancellata. 2, che l'EP, se si tratta di fare modifiche, immagino che il governo le farà, ma stiamo parlando di un parallelo all'autonomia. 3, è fondamentale ricordare che il fatto che sia costituzionale l'autonomia pone non pochi problemi rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro referendum. Soddisfazione nel centrodestra anche da Fratelli d'Italia. È vero, ci sono dei profili
che vanno rivisti, degli approfondimenti che vanno fatti, ma l'impianto è solido e presto avremo l'autonomia per i territori che meritano di essere guidati da vicino per un principio, quello della sussidiarietà, che è previsto dalla Costituzione e che garantisce ai cittadini servizi migliori. Ed in quel gioco delle parti che è la politica esulta il centrosinistra, con il segretario dei Dem Veneti che parla di sconfitta per il governo, per la Lega, per Zaia. L'avevamo detto in tempi recenti, anzi negli ultimi 2 anni, che questo impianto così com'era non reggeva. Alla consulta lo ha detto in maniera chiara: ciò che rimane in piedi sostanzialmente è realizzabile, per il resto fa a pezzi una riforma che in realtà, invece di rendere il nostro paese più unito, rischiava di aumentare le diseguaglianze sia sociali che territoriali. Di certo in questo momento è in bilico il referendum abrogativo. Il testo è in mano alla Cassazione, che valuterà la legittimità dei quesiti anche alla luce della sentenza della consulta. Ci confida la CGIL. Continuiamo a sostenere il referendum totalmente abrogativo di questa norma, che riteniamo sbagliata per le persone che rappresentiamo, per cui attendiamo l'esito che ci sarà attorno a metà dicembre nella consulta dell'ammissibilità del referendum. È davvero ricca di colpi di scena la vicenda dell'albergatore di Selva di Cadore. Lo abbiamo raccontato ieri, è finito nella bufera per aver detto a una coppia di turisti israeliani, insomma, per aver cancellato la prenotazione in quanto, a suo dire, responsabili di un genocidio, mentre è arrivato lo sdegno e un coro di proteste in tutte queste ore, mentre l'Istituto Friedman di Roma aveva presentato in queste ore un esposto in procura a Belluno con l'ipotesi di istigazione all'odio razziale. In questi minuti arriva un passo indietro di Patrick Ongaro, il titolare dell'albergo, che aveva rifiutato la prenotazione della coppia di israeliani. In una dichiarazione inviata all'ANSA, Ongaro, di fronte alle numerose critiche ricevute, ha voluto chiarire la sua posizione spiegando di essere contrario a ogni forma di violenza e di non avere intenzioni razziste o antisemite. Scusandosi per il messaggio diffuso, l'albergatore bellunese si è detto disponibile a ospitare la coppia israeliana di cui aveva cancellato la prenotazione. Lo aveva sentito scosso proprio questa mattina l'albergatore, il sindaco di Selva di Cadore, nel viaggio in un paese finito nel centro della bufera. Allora vediamo qual era l'umore oggi in paese. Il Monte Pelmo, patrimonio dell'umanità, alla nostra sinistra, alla nostra destra il Monte Cernera, incorniciano la frazione di Santa Fosca di Selva di Cadore. È qui che si trova l'hotel Garni Ongaro, da ieri finito al centro dell'attenzione mediatica internazionale. Splende il sole in Val Fiorentina nonostante la bufera. Qui nel 2018, al pari della vicina Val Pettorina, l'unica tempesta con cui tutti obtorto collo hanno dovuto fare i conti è stata Vaia, ma pare di capire che anche stavolta bisognerà rimboccarsi le maniche. In gioco c'è la credibilità di un territorio unico, casa del cacciatore del Mesolitico di Mondeval de Sora, risalente a 8.000 anni fa, che oggi scricchiola, sommerso dall'indignazione scatenata da Patrick Ongaro, gestore del Garni a 3 stelle a Santa Fosca, che ha respinto la prenotazione di una coppia di turisti israeliani interessati a soggiornare nel cuore delle Dolomiti perché ritenuti responsabili di genocidio. Siamo evidentemente rimasti tutti allibiti. Selva di Cadore è una località turistica, ma è una piccola comunità di montagna che ha nelle sue stesse tradizioni l'accoglienza e a nome dell'amministrazione comunale mi scuso anche con i tanti che si sono sentiti discriminati e offesi da quanto accaduto. Il Garni Ongaro è chiuso, manca ancora qualche settimana all'avvio della stagione invernale. Il turismo è certamente il settore portante dell'economia del paese, perciò Lorenzini non nasconde la sua preoccupazione per il futuro. Ci sono e ci saranno ripercussioni, il fatto è molto grave, le discriminazioni di qualsiasi natura sono inaccettabili, soprattutto se poi vengono fatte da titolari di pubblici esercizi. Il piccolo municipio di Selva si affaccia sulla provinciale che attraversa il paese, la chiesa, un bar e un mini market in una manciata di metri. Ai rintocchi di mezzogiorno incrociamo qualche passante. Noi pensiamo che sia una cosa da non fare, anche perché noi siamo per l'integrazione. Pensiamo che sia assolutamente sbagliato. Accusare così
chiunque, così anche troppo, anche abbastanza pesanti, non è giusto. Poteva evitare, dire semplicemente non aveva posto, si conosce, lui è fatto così, dice quello che pensa e punto. Io credo che comunque lui abbia le sue ragioni e io le condivido. Lui forse è stato un po' brusco nell'esporre la sua opinione, la propria idea, però effettivamente questo è. Israele non sta facendo una bella cosa, poi non è giusto che il singolo cittadino, turista che sia o meno, abbia queste brutte responsabilità a livello del proprio paese, però così è, inutile girarci tanto. È un barbaro, un incivile, è un ignorante che vada a leggersi la storia e si vergogna e basta. Secondo lei queste espressioni rischiano di danneggiare Selva di Cadore ma anche l'economia di Selva? Sì, senz'altro, perché se un atteggiamento del genere non è concepibile, insomma, ecco. Secondo lei quelle espressioni possono danneggiare Selva di Cadore, la comunità, l'economia? Tutti cadornesi, tutti danneggiano, anche chi li subisse. Il gestore del Garni Ongaro ha spento il cellulare, pare abbia temporaneamente lasciato Selva di Cadore, ma il sindaco è riuscito a parlargli brevemente. Si è reso conto di avere scatenato questa bufera, questo putiferio? Sì, evidentemente adesso è particolarmente scosso e in ritardo, sì, si è reso conto delle ripercussioni mediatiche enormi a cui è andato incontro, insomma, quindi ora è sicuramente rifletterà sicuramente sull'accaduto, questo è certo. E come detto, proprio in questi momenti sono arrivate le scuse di Patrick Ongaro, che si è scusato, si è detto contrario a ogni forma di violenza e di non avere intenzioni razziste o antisemite, e si è detto disponibile a ospitare la coppia israeliana di cui aveva cancellato la prenotazione. C'è un'altra vicenda che da ieri turba il Veneto, la chiusura shock delle attività del Fondaco dei tedeschi. Le vetrine e i negozi all'interno sono già pronti, allestiti per le festività natalizie, ma con l'anno nuovo il Fondaco dei tedeschi chiuderà i battenti e 226 dipendenti resteranno senza lavoro. La notizia è che negli ultimi 5 anni le perdite registrate dalla società di FS affittuaria di Benetton nel prestigioso edificio di Rialto superano gli oltre 100 milioni di euro, con ciò che ne consegue è arrivata come una doccia fredda sui dipendenti e in città. Sindacati e politica si sono già mossi. L'assessore regionale al lavoro Mantovana ha detto di aver chiesto supporto dell'unità di crisi aziendali, che ha già fissato un primo incontro tecnico con azienda e parti sociali. I tavoli inizieranno da lunedì, ma per la CGIL bisogna andare oltre. La scelta di liberarsi dei lavoratori, di cancellarli, di licenziarli, un licenziamento collettivo, trattarli quasi come fossero spazzatura. Ecco, questo fa evidenziare come il modello di sviluppo di Venezia non funzioni. Qui non serve guardarsi, parlarsi, servono fatti concreti, e i fatti concreti li deve fare il governo. Quindi il sindaco deve pretendere che il governo convochi le parti, un gruppo internazionale deve vedere il peso di un governo di fronte a una scelta di lucrare sulla città, di lucrare su Venezia ed andarsene quando si è in difficoltà, liberandosi di chi ha determinato quei risultati e quei risultati economici anche per quell'azienda. Immediato l'intervento del senatore Dem Veneziano Martella, che ha presentato un'interrogazione. Non è possibile che dalla sera alla mattina si proceda con il licenziamento di più di 200 lavoratori senza che nessuno possa dire niente. È un modo di fare davvero inaccettabile. Per questo, per quanto di mia competenza, ho chiamato subito in causa il governo per chiedere di attivare un tavolo di confronto con l'azienda per fare in modo di salvaguardare i livelli occupazionali, che sono la questione centrale in un momento di difficoltà e di crisi come questo, che riguarda anche il nostro territorio. Non è certo possibile che i lavoratori rimangano a casa in questo modo. Già a Venezia non è facile avere lavoro e poter avere delle occasioni di occupazione nella città, non è possibile che si chiuda un capitolo così solo per il volere di una multinazionale.
Aperture dalla società però al momento non ce ne sono, visto il continuo aggravarsi della situazione economica insostenibile da portare avanti dopo un periodo già complesso, dicono. Le perdite vengono ricondotte al Covid, poi c'è stata una ripresa, ma nel 2024 un nuovo crollo, determinato con tutta probabilità anche dal fatto che scarseggiano turisti russi e cinesi e il turismo è sempre più mordi e fuggi. Il contratto scadrà a settembre 2025, ma le attività cesseranno entro giugno per permettere i lavori di disallestimento. Il gruppo annuncia nuove aperture in Asia. Cambiamo argomento, prima un volantinaggio, poi la tensione davanti a un liceo di Vicenza, guardate. Suona la campanella e si scatena il caso politico. Siamo al liceo Lioi, nel centro storico di Vicenza. Alcuni giovani di Azione Studentesca sui gradini d'ingresso dell'istituto stanno distribuendo volantini ai ragazzi che entrano a scuola, ma vengono criticati da alcuni insegnanti. I professori si sono messi a sbraitare e non felici si sono messi a dire che i nostri ragazzi stanno facendo propaganda fascista all'interno delle scuole. E qui esplode la bomba politica. Sì, perché il caso arriva al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, che oggi pomeriggio si è precipitato davanti al liceo per contestare l'approccio degli insegnanti che hanno ostacolato il volantinaggio sui gradini all'ingresso della scuola. Sono venuto a portare solidarietà ai ragazzi perché sono stati accusati di fascismo, quando il vero fascismo è non poter lasciar manifestare o parlare la gente. E proprio mentre Gio Formaggio sta dicendo queste parole in piazza San Lorenzo, ecco che passa la docente che avrebbe ostacolato il volantinaggio di stamattina. Non vuole essere ripresa e noi rispettiamo la sua richiesta, ma quello che si scatena è un confronto acceso con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia che difende i contenuti del volantino. Questo lo pubblicherai in un libro di scuola perché qua non c'è niente di fascismo. Non mi dica questa cosa, perché se venisse qua davanti un, drappello di estrema sinistra avrei fatto la stessa cosa. Quelle scale sono area di pertinenza scolastica, tant'è vero che noi insegnanti, e questo ve l'ho detto anch'io stamattina, non possiamo neanche fumare una sigaretta lì, perché è considerato perimetro scolastico. Non siamo venuti per le scale, siamo venuti per la parola fascismo. Qualcuno si deve scusare per aver dato dei fascisti a dei ragazzi con la fedina penale pulita, bravi ragazzi che stanno facendo del bene, Allora, io mi scuso. Benissimo, ma io accetto le scuse. Insomma, alla fine le parti si chiariscono. Il volantinaggio sarebbe stato ostacolato non per i suoi contenuti, ma perché si era tenuto in una zona di pertinenza dell'istituto. I giovani di Azione Studentesca però rivendicano i contenuti del volantino. Il volantino dal titolo Volontà, lotta, vittoria dice che è contrario alla carriera alias all'interno delle scuole, che bisogna difendere la propria città, difendere l'orgoglio nazionale e praticare sport per avere un corpo sano e una mente sana. Non vediamo che temi ripolvevoli ci siano in questo volantino e rivendichiamo le parole. Insomma, una bufera politica che però come un temporale si scatena e si sfoga in una mezza giornata per poi esaurirsi. Domani è un altro giorno e i giovani di Azione Studentesca torneranno a fare volantinaggio, ma fuori dall'istituto. Noi torneremo a volantinare in questo liceo rispettando quindi le regole dell'istituto e stando dall'altro lato della scalinata. Tuttavia pretendiamo che i nostri volantini e il nostro pensiero possano comunque entrare all'interno della scuola. La nostra Costituzione prevede il pluralismo di idee e lo tutela. Dunque i nostri ragazzi sono liberi di volantinare in qualsiasi liceo o istituto scolastico vogliano. La nostra Costituzione garantisce a tutti e Azione Studentesca, ma anche Fratelli d'Italia, non accetta da nessuno che vengano rilasciate patenti di democraticità. Che i ragazzi magari abbiano sbagliato a stare davanti alla porta dell'ingresso, ci sta, mi sono scusato personalmente con professori e dirigenti, però che questi ragazzi vengano accusati di fascismo non sta né in cielo né in terra. Vicenza ha problemi molto più gravi di questo. Da Vicenza a Padova, altri studenti, quelli in corteo contro il governo questa mattina. Perché siete qui oggi? Oggi siamo qui in un corteo di opposizione al governo come studenti e studentesse per dire che siamo stanche e di vivere sotto un diritto allo studio che non è assolutamente tutelato, che non tutela la nostra salute mentale, di fronte a un governo che chiaramente non ci vede come una priorità. Violenza dettata da necessità oggettiva, quella di poter campare. Sono scesi in piazza in 300, invasione pacifica delle strade di Padova della rete degli studenti medi in protesta contro il governo che dalla stazione
manifestazione hanno raggiunto il portello. Scortato dalle forze dell'ordine, il corteo, rumoroso e colorato, ha creato qualche rallentamento in punti nevralgici della città. Il 17 è anche la giornata nazionale delle studente e quindi il 15 era il primo giorno utile, abbiamo deciso che era necessario scendere in piazza. Una particolarità però che stiamo continuando a ripetere di questo corteo, perché ci sembra fondamentale, è quella che siamo riuscite a far sì che si desse un corteo compatto di due realtà, che sono il coordinamento studenti medi e la rete degli studenti medi, che anche seguendo il contesto che si è dato per quanto riguarda anche il dissenso rispetto al DDL sicurezza, che è un percorso compatto e collettivo che mette insieme tante realtà e tante istanze per dire un no netto a questo governo. Nasceva il principio come un'opportunità e una sorta di orientamento al mondo del lavoro. Sul volto hai due segni rossi. Sono un segno di lotta anche un po' figurativo, con il rosso che può ovviamente cambiare anche valore che gli dai in base alla piazza, se è un femminicidio magari rappresenta il sangue delle nostre sorelle che vengono uccise, o se no è il sangue delle studente che stanno morendo davanti alle scuole e dentro le scuole per colpa di questo sistema. Il simbolo rosso, il fazzoletto rosso, noi ci facciamo chiamare la generazione del fazzoletto rosso, abbiamo scelto questo simbolo e i simboli sulla nostra faccia lo richiamano perché abbiamo scelto un simbolo che prima di tutto rappresenta il fatto che come studenti e studentesse siamo uniti e soprattutto il fatto che appunto siamo stanchi e vogliamo far sentire la nostra voce. Ben 6 set cinematografici in contemporanea in questo momento in Veneto, è l'orgoglio, ci sono le parole di orgoglio del governatore Luca Zaia, parliamo di record, dice Zaia, storico di 6 set in contemporanea in corso e tutti con il sostegno della Veneto Film Commission che il governatore ringrazia, tra questi Primavera, film storico sul giovane Antonio Vivaldi, ma anche La città della pianura, il compleanno di Enrico, il confessionale, anche un thriller fantastico giapponese o anche Lost in Venice. Insomma, 6 i set cinematografici in questo momento in Veneto attivi, tutti sostenuti dalla Veneto Film Commission che il governatore del Veneto Luca Zaia ringrazia parlando di un record storico per il Veneto, motivo di orgoglio e testimonianza concreta del nostro successo. A proposito di film, ma lo vedremo nel telegiornale di Treviso perché non c'è più tempo, questa mattina gli studenti del Riccatti Luzzati di Treviso hanno potuto vedere il film su Ennio Doris, sul fondatore di Banca Mediolanum, che studiò per 5 anni proprio, ecco qua vediamo le immagini, proprio a Treviso, e vi racconteremo nel telegiornale di Treviso proprio l'emozione dei ragazzi ma anche della vedova di Ennio Doris e della figlia. Non c'è più tempo, vi lascio al meteo, arrivederci, adesso c'è Venezia.